Dipendenti infedeli in una vetreria di Murano avevano rubato beni e oggetti in vetro per oltre 14.000 euro. I due, un mastro vetraio di 38 anni e il suo complice di 34, con quest'ultimo che ora lavorava come cameriere, entrambi veneziani, sono stati denunciati dai carabinieri per furto e ricettazione dopo essere stati scoperti a cercare di vendere anche online i pezzi sottratti dalla vetreria. Dalle perquisizioni nelle abitazioni dei due sono stati recuperati 77 articoli, tra bicchieri, piatti, vasi e calici in vetro di Murano. Le indagini, avviate dopo i sospetti e la denuncia presentata dai proprietari della vetreria, con i militari che hanno sorpreso il 34enne mentre stava per vendere a un ignaro cliente alcuni bicchieri artigianali a 40 euro ciascuno, contro un valore ufficiale di mercato di circa 120 euro, oggetti ora sottoposti a sequestro.